ferma qua. Un attimo. No. Senti, non è possibile andare avanti così, va bene? Ogni Guidi volta. sempre tu, questa volta voglio guidare io. Sempre tu guido davanti. io. Ho il mal di bicicletta, devo guidare, devo stare davanti, altrimenti mi interessa lì. Voglio guidare io. Ho il certificato medico. Va bene, insomma, solo perché TST questa volta facciamo una cosa corretta. Sì. Ce la giochiamo alla sorte? Facciamo la conta. la conta, dai. Amarbacci Cicco 3 proprio tocca proprio a me. A te. La sorte ha deciso, Va bene, cosa vuoi? andiamo, È così, andiamo, va bene, tocca a te, sempre E te. mi raccomando, pedala. Oh! Volare come un uccello. Ecco il sogno. Correre sulla bicicletta. Ecco oggi il piacere. Si torna giovani. Si diventa poeti. La carovana di Biciclando sta arrivando. Bene, e ora, oggi dove andiamo? Oggi andiamo a fare la ciclovia del Mincio. Cioè partiamo da Peschiera sul Garda fino a Mantova. Bellissimo. Ci fermiamo anche a Valeggio, Borghetto, capisci? Sarà un percorso bellissimo, Meraviglioso. eccezionale, ricco di posti belli e anche di smaia bene. E ora? Sorprese. Partiamo? Si va. Dai, cambi Là. la spalla. La cita persino Dante nella Divina Commedia. Peschiera del Garda, per il sommovate, era un bello e forte arnese. Una città murata, stretta fra l'estremità meridionale del lago di Garda e le sponde del Mincio. Ho finalmente un po' d'ombra. Allora, dove siamo? Peschiera e anche la città delle caserme. Carissimo sindaco, presidente, grazie per l'invito che avete rivolto a Biciclando e oggi la nostra puntata parte proprio da qui.
troviamo in uno dei canali che difendono in qualche maniera la nostra fortezza, il nostro centro storico. L'acqua per noi è sempre stato il nostro segnale di vita, il nostro segnale di difesa. Una volta, queste sono le mura veneziane che difendevano una volta la città, e quindi ci troviamo ad attraversare uno dei luoghi più belli ed incantati di Peschiera del Garda. Il giro delle mura a Peschiera vale la pena di farlo dall'acqua, magari a bordo del ponton, la tradizionale imbarcazione ad andamento lento. Questa è una barca caratteristica da fiume, porta 12 persone, ha la possibilità di avere dei divani, quindi di fare una navigazione estremamente comoda. È una navigazione molto lenta perché deve essere di garanzia per l'ambiente e soprattutto far vedere ai visitatori e ai turisti quanto di bello abbiamo. Il correre non serve a niente e a nessuno e soprattutto non si disturba sia la flora sia la fauna di questo posto meraviglioso. Il nostro territorio, pur compresso fra infrastrutture pesanti come l'autostrada, la ferrovia, in futuro l'alta velocità, riserva grandi sorprese per i ciclisti e di fatto insieme agli albergatori e campeggiatori quest'anno siamo riusciti finalmente a mettere nero su bianco cartografia e segnaletica stradale per i ciclisti. Quindi ci sono dei percorsi che partono da Peschiera e tornano a Peschiera in assoluta sicurezza, in posti così belli e così tranquilli. Lo specchio d'acqua guarda alla montagna, alla sommità del Monte Baldo, dove nel 2014 ci sarà una gara internazionale di parapendio con una giornata dedicata anche ai disabili. Variegate le offerte turistiche del Garda Veneto, facilmente rintracciabili in un sito web. Il sito è il Lago di Garda Veneto e ovviamente questo sito, come dire, è abbastanza nuovo perché l'abbiamo partito da pochi mesi, però sta avendo già un ottimo successo di visitatori. All'interno del nostro sito il turista può trovare tutte le informazioni, oltre le informazioni, chiamiamole, degli eventi che ci sono sul Lago di Garda, e ovviamente di tutte le tipologie di ospitalità, quindi tutti gli hotel, con le varie offerte degli hotel, dei ristoranti e ovviamente delle varie associazioni che possono dare, come ad esempio i noleggi o qualsiasi cosa che il turista sul Lago di Garda ha bisogno.